canale Battaglia è una via di comunicazione antichissima, utilizzata anche da Francesco Petrarca per raggiungere la sua Arquà. Inalterata da allora è anche la bellezza dei colli euganei e l'utilizzo di acque e fanghi termali. I colli però erano diversi da come li conosciamo, assediati da paludi, così come lo stesso poeta scrisse a Francesco da Carrara, suggerendogli di bonificare queste terre. Dio ti assisterà in un'opera così pia, giacché la natura già ti assiste in ogni modo, perché quasi tutte le paludi sono in luoghi elevati, sicché è facilissimo farle defluire verso il basso, in modo che ai contemporanei derivi fecondità di terra, bellezza di luoghi, serenità e salubrità di cielo, e ai posteri, anche solo per questo, eterna memoria del tuo nome. Dal canale Battaglia, Francesco Petrarca proseguiva attraverso una fitta rete di canali per fermarsi forse nei pressi del lago della Costa, sito UNESCO, dove ancora si prende l'argilla per i fanghi termali di Abano, Montegrotto e Galzignano. Probabilmente il letterato fece sosta lì spesso per curarsi dalla scabbia, bagnandosi in fonti d'acqua calda che avevano già ispirato la fantasia di molti scrittori latini, Marziale, Svetonio e Claudio Claudiano. Umida la regione del fuoco, le zolle della terra vulcaniche, ribollenti i regni della plaga sulfurea. Anche Monselice, dove c'era e c'è il castello dei Carraresi e la pieve di Santa Giustina, presso la quale fu canonico, fu luogo consueto per Petrarca, raggiungibile via barca. Giorgio Bassani, nei suoi primi versi del 1942, la definì Colle Celeste. A Monselice il vento va sempre come dal mare. Gira il treno al largo, non sa forse come approdare. A Monselice, anche di giugno, la primavera non è senza nebbie. Con foglie e foglie l'autunno, l'inverno è tutto una sera.